5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. È tutto pronto per il Capodanno 2026 in Liguria, con tanti eventi in 29 piazze pensati per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Sul sito della Mia Liguria trovate il calendario di tutte le iniziative che attraverseranno la regione, dalla costa all'entroterra. E proprio a Capodanno la Liguria va verso il sold out in tutte le strutture alberghiere, con una media regionale di occupazione delle camere pari al 93% già al 31 dicembre. In molte località si raggiungono percentuali prossime al tutto esaurito, come Pietraligure, Borgio Verezzi e Spotorno, che toccano il 98%. Sale fino a 750 euro lordi al mese l'indennità di pronto soccorso per i dirigenti medici, un riconoscimento all'impegno e alla professionalità dei medici che operano quotidianamente in una delle realtà più complesse del nostro sistema sanitario. Via libera alle nuove disposizioni che semplificano la normativa sull'agriturismo. La Liguria diventa prima in Italia per sburocratizzazione. L'obiettivo è semplificare le procedure autorizzative e incentivare nuove forme di ospitalità, in particolare l'agricampeggio. Un video realizzato per celebrare un anno di cantiere dell'ospedale Felettino alla Spezia. Il filmato ripercorre il lavoro svolto dall'affidamento avvenuto il 20 dicembre 2024 fino ad oggi. Entro Pasqua saranno visibili i primi 2 piani dell'edificio. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.